Il governo Musumeci tenta di restituire ai privati l'acqua pubblica. Il colpo di spugna era stato messo nero su bianco in un disegno di legge approdato in Commissione Attività Produttive la scorsa settimana, un testo con cui la Giunta cancella la riforma del 2015, nata appunto dopo il referendum sull'acqua pubblica, facendo sparire fra le altre misure il quantitativo minimo che ogni siciliano, anche indigente, deve ricevere per legge ed eliminando la possibilità per la Regione di togliere le reti dalle mani di Siciliacque, la società controllata dai francesi di Veolia. In ballo un affare da oltre 1 miliardo, che comprende i 700 milioni che le famiglie siciliane pagano ogni anno e i 300 milioni che, anche grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, arriveranno nell'isola per la manutenzione delle reti. Le chiavi del sistema, del resto, sono da anni in mani straniere. Nell'epoca di Totò Cuffaro, infatti, i 1800 chilometri di rete che collegano tutta la Sicilia sono stati affidati per 40 anni fino al 2044 a Siciliacque, un'azienda controllata al 75% da Veolia, il colosso francese nato dalla multinazionale Vivendi. Ma non è l'unico operatore internazionale. A Caltanissette, ad esempio, Caltacque è controllata dalla spagnola Aqualia. Dal 2015 però è iniziato un percorso per il progressivo ritorno del sistema in mani pubbliche. In uno slalom tra i privati travolti dagli scandali e dalle inchieste come ad Agrigento e quelli che invece come Enna si limitano ad applicare una tariffa esosa. La legge di 6 anni fa invece pone dei paletti chiari. Uno è un criterio di equità sociale. A nessuno, anche in caso di morosità, può essere negata la quota minima di sussistenza, 50 litri d'acqua all'anno. L'altro elemento è appunto la facoltà di fare un passo indietro nei confronti della turboprivatizzazione del 2044. Il contratto, firmato a inizio secolo, ovviamente rimane in vigore, ma il presidente della regione, qualunque presidente della regione in carica fino al 2044, può revocarlo se si verificano determinate condizioni. Quella norma soprattutto attribuisce al Presidente della Regione la facoltà di esercitare il diritto di recesso nei confronti di Siciliacque. Adesso il Presidente Musumeci deposita un disegno di legge che potrebbe cancellare tutto questo. A controbattere sono arrivate però le proposte di emendamento presentate oggi a firma del deputato Margherita La Roccaruvolo, Presidente della Commissione Salute dell'Ars.